Amici della Lega Calcio 8, benvenuti alla Stella Azzurra, 15ª giornata di Serie A2. Si affrontano il Pozzo 2008 contro il Siwa Capitolini. Tiene il pallone e tra due c'è forse calcio di punizione, sì, è così. Prova ad andare Bassani col destro, errore del portiere ed è 1-0, vantaggio del Siwa. Bassani su calcio di punizione, beffa gli avversari. Lancio lungo a cercare il compagno, intercetta la sfera della difesa, poi da lontanissimo Giovinazzo, traversa. Palla al centro per Bassani, Bassani ci riprova, palo di Bassani, la palla che rimane lì, un altro palo, non entra la sfera, spazza via la difesa. Palla dentro, tenta lo scorpione vicini, che parata! Prova a cercare il pareggio, intercetta ancora Bassani, il migliore dei suoi sicuramente. Bassani temporeggia, palla al centro, il tiro da distanza e il gol del 2-0, il raddoppio, Vicini mette il doppio vantaggio per il Siwa. C'è forse un fallo, è così, altro calcio di punizione. Antinozzi col destro, palla bassa, altro errore del portiere, 3-0 del Siwa Capitolini, ancora una volta su calcio piazzato, questa volta è Antinozzi a segnare. Siwa in contropiede e il palla verso l'attaccante che traversa Di Martino. Calcio d'angolo, il colpo di testa tentato, poi dalla distanza Sarto, che gran gol di Sarto che in controbalzo mette la rete del 4-0, il numero 10, una vera e propria perla dalla distanza. Buona ripartenza, attenzione, 4 contro 2 il Siwa, palla al centro, l'assist ed è tutto facile per il Siwa che va sul 5-0. Questa volta Martino deve solo appoggiare in rete l'assist del compagno. Lancio lungo, intercetta la sfera il Pozzo, Paperoni dalla distanza, che gol di Paperoni, stupenda marcatura del giocatore del Pozzo, rete della bandiera, ma un vero e proprio gol. Tiro da lontanissimo, palla alta, ci ha riprovato il Pozzo dalla distanza, ma non c'è più tempo qui alla Stella Azzurra. Il Siwa Capitolini batte per 5-1 il Pozzo 2008 in questa 15ª giornata di Serie A2. È stata una partita importante, dovevamo vincere assolutamente, avevamo solo un risultato, consapevoli insomma che siamo a 2 punti dalle prime, momentaneamente siamo primi, ci vediamo il primato, vediamo loro che fanno adesso, però gran bella partita.